Con Marco Conti il nostro tour per le feste in contrada parte da Voltaia. Sì, la contrada di Voltaia tradizionalmente apre le feste di contrada, insomma quest'anno abbiamo proprio dato un marchio Contrada in Festa con questa manifestazione che parla del territorio, quindi il titolo è Sagra dei Pisci e dei Lumacci, la festa dei Pisci e dei Lumacci, due prodotti tipici amiatini che però ci teniamo molto e la contrada di Voltaia tiene molto al fatto che siano tutti produttori locali, sia dalle farine fino ai produttori proprio di lumache, quindi un concetto di chilometro zero in una tradizione culinaria di Voltaia famosa tra tutte le contrade. Abbiamo visto molti pali appesi nella sede della contrada, quindi insomma una contrada vittoriosa? Una contrada vittoriosa e a sentire contradaioli ne mancano anche un paio, ma questo fa parte diciamo, del gioco, insomma, delle rivalità anche con le altre contrade. Una contrada che ha sempre fatto della corsa il suo motivo, il primo obiettivo, oltre ovviamente a un obiettivo di socialità all'interno della contrada, perché nessun palio entrerà mai in contrada se non viene vissuto fin dal primo giorno. Il primo giorno è proprio il 19 di agosto, che è il giorno successivo al palio. E allora dopo questo primo weekend di luglio la seconda contrada che andremo a visitare, quella del fine per prossima settimana, quale sarà? Sì, la contrada del Borgo, proprio qui prossima alla contrada di Voltaia, una contrada che propone una rivisitazione della sua festa. La sua festa porta il nome dialettale Procinello, l'attuale apericena oggi si potrebbe dire, ma in realtà la vecchia merenda amiatina e pianese in questo caso, completamente rivisitata perché al punto da essere chiamata Procinello 2.0. Perché questo? Perché viene rivisitata, come stavo dicendo, la festa in un concetto nuovo, non più una cosa stanziale come normalmente accadeva, ma attraverso un concetto di street food che è vero che va molto di moda, però in realtà all'interno di un concetto medievale come Piancastagnaio assume tutt'altro significato. Il tutto partirà da giovedì prossimo, quindi più o meno intorno, insomma, dopo la contrada di Voltaia sarà proprio la contrada di Borgo a dettare, insomma, le sue iniziative. Quindi ogni weekend una contrada diversa, 4 sono le contrade di Piancastagnaio e poi a agosto la grande festa. Per questa edizione 2015 insomma, cosa si aspetta un esperto come te da questa edizione? Insomma, cosa ti piacerebbe vedere? Parliamo del palio in questo caso? Beh sì, ci sono tante novità, ad iniziare dal nuovo regolamento che le contrade hanno sottoscritto assieme all'amministrazione comunale e al magistrato delle contrade, quindi il primo test sarà proprio, uno degli obiettivi è proprio vedere una festa sotto questo aspetto, ma la cosa più importante è sempre questa qui. Insomma, dalla mia, chiamiamola anche esperienza, ormai quarantennale, l'importante è che vinca la comunità. Il fatto che vinca una contrada è molto relativo se rimane lì. Quello che deve vincere è la comunità e questo è il grande messaggio che deve partire da Piancastagnaio e da ogni contrada vincitrice, come sempre del resto. Sarà un ottimo palio. Senz'altro, sarà un palio, quindi non è una corsa, ognuno cercherà di fare il proprio all'interno delle regole e chi non rispetterà le regole ci sarà appunto il nuovo regolamento. Siamo con Alessandro Ascone che è il priore della contrada Voltaia, ci troviamo quindi nella sede della contrada che organizza la prima festa in contrada a Piancastagnaio. Il palio è ancora lontano ma la festa è già nel vivo, qui c'è un bel fermento insomma e sono anche tanti i pali che vedo esposti. Sì, la contrada di Voltaia è la prima, come ormai da 8 anni, che apre le feste estive del paese di Piancastagnaio. La nostra festa è quella dei Pisci e dei Lumacci, è una festa che parla di tradizione perché i pisci sono un piatto tipico della zona, così come le lumache. E per quanto riguarda il palio, sì, è una cosa più diretta verso il capitano, però un occhio ci si butta sempre. Tra l'altro stasera c'era la corsa a Siena, quindi siamo partiti un po' in ritardo perché abbiamo aspettato che si concludesse il palio senese. C'è qualche pronostico legato al palio senese? Ma no, diciamo di no, non ci sbilanciamo anche perché poi il fantino che monterà da noi non ha corso oggi, quindi però un occhio si dà sempre perché i pali sono tutti un po' legati. Bel riferimento, importantissimo, è un grande spettacolo tra l'altro. Sicuramente, tra l'altro stasera è una bellissima carriera, quindi sì, siamo legati anche noi a Siena. Il programma quindi è ricchissimo e andrà avanti fino a domenica, vogliamo ricordarlo? Abbiamo un'iniziativa condivisa con il resto delle contrade che è appunto Contrade in Festa. Siamo andati sui social, quindi attraverso l'iniziativa di Amiata News e Piano Design che ci hanno
invitato a partecipare a questa cosa, e in pratica è quello che va adesso di moda, che è l'asterisco con i riferimenti che sono festa dei Pici e dei Lumacci per quanto riguarda Voltaia, e più in generale contrade in festa. Abbiamo avuto la passeggiata lungo le vie del paese, il trekking urbano, che è un'iniziativa che è partita quest'anno. Vediamo se ci sarà modo di replicarla già l'anno prossimo. Abbiamo un gruppo di Perugia che sono i Coronas, dei ragazzi giovani che si stanno facendo largo nel panorama musicale. Sabato una cover band dei Negrita che viene da Roma. Domenica chiudiamo con il karaoke, che ormai è di tradizione, anche perché la contrada è una contrada allegra e canterina, quindi è anche per noi la domenica, insomma ci rilassiamo un po' e chiudiamo la festa in allegria. Cosa ti aspetti dal Palio 2015 di Piancastagnaio? Dal Palio in generale ovviamente che vada tutto bene, anche perché in primo piano ci sono sempre la salvaguardia degli animali e l'incolumità proprio dei cavalli. Per quanto riguarda la contrada ovviamente ci aspettiamo una carriera da protagonisti. Il nostro Fantino ormai è uno di famiglia, sarà per il 4º anno a difendere i nostri colori. Nei 3 anni precedenti ci ha portato 2 pali, quindi non gli possiamo dire niente, speriamo solo che continui a fare per Voltaia, insomma, a difendere con onore la giubba che indosserà il 18. Quindi insomma ci si crede e molto. Ci si crede perché abbiamo le possibilità, però insomma si corre in 4, quindi non ci sbilanciamo, ancora è presto, poi magari avrete modo di parlare con il capitano e vi darà i dettagli. Con il capitano della contrada Voltaia, Alessandro Conti. Allora, qui insomma inizia la festa nel vero senso della parola, siete la prima contrada ad aprire le feste in contrada. Sì, si parte da Voltaia, inizia diciamo l'anno paliesco, anche se l'anno paliesco non si è mai fermato perché si viene da una vittoria e quindi c'è una vittoria, Crastatone, Natale, Carnevale, siamo ripartiti con la festa, siamo la prima festa, però quest'anno è stato un anno continuo, dal palio non ci siamo fermati mai. Insomma, i contradaioli sono sempre uniti, riescono a tenere insieme, riuscite a tenere insieme il collettivo per 365 giorni, ma in questo periodo più che mai. Sì, più che mai. Poi le vittorie fanno sempre bene, però il motore di Piancastagnaio sono le contrade e i ragazzi fortunatamente amano le contrade, amano le feste, amano il proprio paese e quindi si lavora 365 giorni all'anno per la contrada. Se dovessi lanciare un messaggio a chi ci segue da casa, magari dai paesi vicini a Piancastagnaio, insomma, quali argomenti useresti per convincerli a venire a mangiare in contrada? Ma io quello che dico è che credo che ci siano pochi paesi nel Montamiata dove si ama veramente il paese come lo amiamo noi a Piancastagnaio, come amiamo noi le contrade, perché le contrade a Piancastagnaio sono nel cuore indipendentemente dalla contrada, fa parte del nostro cuore, fa parte del nostro sangue e quindi devono venire, e se vengono persone che sono lontane da Piancastagnaio capiscono quanto veramente amiamo le contrade. Piatti tipici, insomma, attaccamento quindi al territorio, attaccamento ai colori, perché il bianco-nero insomma è un colore che vi distingue da sempre. Vedremo trionfare questo colore nell'edizione 2015, qual è il tuo pronostico? Speriamo, i colori sono sempre alti, veniamo da degli anni positivi, da degli anni dove abbiamo dominato il palio e quest'anno non sempre si può vincere, però quest'anno, questo lo posso dire, ricorriamo per essere competitivi per il palio e fare un palio da protagonisti. Quindi cosa ti aspetti dal palio di Piancastagnaio edizione 2015? Ma aspetto che Voltaia esca dal palio da protagonista. Okay. Qualunque sia il risultato. Qualunque sia il risultato, si viene alla vittoria, non si butta mai. In rappresentanza della cucina è con noi Elena e allora insomma un volto giovane, ma ci sono anche donne di esperienza che non vogliono venire davanti alla telecamera, le salutiamo lo stesso. Certo, diciamo che il cuore di questa contrada è la cucina, quindi sono queste donne che creano la cucina, da qui parte tutto perché è quello che portano avanti con passione, amore, dedizione, è un lavoro pesante perché da stamattina, da ieri, è un lavoro pesante, quindi va portato avanti e se non c'è passione in questo lavoro non si fa. Anche oggi abbiamo fatto il pisci a mano, quindi noi e altre ragazze ci occupavamo della pasta fresca, mentre le donne, le veterane, si occupavano di tutti i sughi, le salse, accompagnamento e poi c'è la parte della carne dedicata agli uomini. Ecco, ci pensano loro, benissimo. Il menù di questa sera l'abbiamo compreso, per le altre serate cosa ci aspetta qui in contrada Voltaia?
Allora, questa sera non c'era il sugo con i lumacci, che sono le lumache, e da domani sera sarà possibile degustare anche il pisci con questo sugo fatto con lumacci, menta, ingredienti segreti della contrada che non sveliamo. Niente, proprio neanche uno? Diciamo c'è anche un po' di salsiccia, un po' di rigatino. Da quelli le riconoscerei. Vedremo. E comunque c'è il classico, il piscio con l'agliata, quindi è quello con l'aglio, pomodoro, ragù, e poi c'è un nuovo sugo da quest'anno che è quello con i pomodorini, salsiccia e zucchine, quindi tutta roba stagionale. Sempre pisci. Sempre pisci, solo pisci, quindi legati alla tradizione. E poi carne ai ferri. Sì, carne ferri o lumacci. Perché? Alla brace anzi. Sì, esatto, alla brace. Per il menù invece di sabato e domenica c'è qualche altra novità che verrà inserita o più o meno questo è il piatto forte? Per ora no, siamo su questi qui, quindi sono i pisci con 4 sughi, si potrà fare anche la degustazione di tris di pisci, quindi si potrà degustare vari tipi di salse che accompagnano il piatto tipico. Quando vi aspettate il pienone? Tra domani sera e sabato, sì, sarà bella calda la cucina. Allora, come si vive insomma l'atmosfera del palio di Piancastagnaio all'interno della contrada, da contraddaioli e da addetti ai lavori? Insomma, quali emozioni si provano? Sono emozioni forti anche perché da ora, diciamo, i primi di agosto, la cucina, sia la cucina che la contrada comincerà a rivivere in pieno. Non dico tutto il giorno, però tutte le sere saremo qua per riscaldare gli animi, per mettere insomma, tutta la nostra volontà, la nostra anima a questo palio. Cercheremo di portare avanti quello che si potrà. Certo, sia la cucina, quindi cominceremo con tutte le scene, quasi tutte le sere, dal 1° di agosto, per i vari eventi che ci saranno, fino ad arrivare il 13 di agosto che ci sarà la cena propiziatoria tipica della contrada Voltaia e il 16 di agosto c'è la cena propiziatoria di tutte e 4 le contrade. Un gran lavoro vi aspetta. Esatto, un gran lavoro. In bocca al lupo si può dire? Certo, crepi anche. A cena in Voltaia anche un rappresentante, il capitano della contrada di Borgo, insomma, a gustare i lumacci, ma complimenti poi per l'abbigliamento. Buonissimi. Come sono? Buonissimi, sono veramente buonissimi, sono bravi questi cuochi di Voltaia, sempre state. Si è venuto a colpo sicuro? Sì, ormai è tradizione il lumaccio in Voltaia e si viene a trovare un po' tutte le contrade per tutte le feste. Senti, menù a parte, cosa ti aspetti da questo palio? Stiamo lavorando, abbiamo presentato il fantino 10 giorni fa, Walter Puscetto del Tobichino, cavallo di scuderia, dopo 4 anni l'attesa è importante. E dopo i lumacci o prima dei lumacci cosa hai gustato? No, l'antipasto. Come, niente piscio? Niente, no, ma il piscio è tradizione anche in Borgo. Ok, allora solo quelli di Borgo i pisci. No, volevo assaggiare i lumacci. Va bene, ma da queste parti si mette l'uovo nel piscio? Sì, penso di no? Non so. Tu come me, per gustare e basta. No, io non so qua. Buon proseguimento. Grazie.